È l'ultimo lancio di questa partita. No, no, qua si boccia. Qua si boccia allora? Qua si boccia! È l'ultimo lancio e Qua si boccia, stiamo Mario! lottando per la Avete medaglia presente le d'oro. carte? Stiamo Avete presente lottando le per la carte? medaglia d'oro ed è oro! 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 L'oro ritorna a Cortina! L'oro ritorna a Cortina! Stefania Costantini, Amos Mosaner! È una cronista che a stento riesce a trattenere le lacrime dopo aver vissuto l'emozione di una piazza stracolma di gente accorsa davanti al maxi schermo in piazza di Bona per assistere all'ultima e decisiva partita del doppio misto di curling che ha portato Stefania Costantini, 22 anni, di Alverà sul tetto del mondo. Ma le lacrime di gioia sono state il leitmotiv al termine di un'ora e mezza di gara combattuta con le unghie e con i denti, ma con la calma olimpica dettata da tecnica, strategia, concentrazione. Sindaco, che soddisfazione! Una festa, un'emozione pazzesca. C'è la medaglia più alta, devo dire, la piazza è in visibilio e devo dire noi contentissimi. L'oro arriva a Cortina per la prima volta, è una donna a conquistarlo. È una donna dopo 54 anni, dal 68, dopo Eugenio Monti, questo grande successo e devo dire in un periodo che per noi è olimpico, quindi il migliore veramente invito per le nostre Olimpiadi Milano Cortina anche 2026, un grande successo. Ora prepariamo la festa per il rientro di Stefania. La festa assolutamente venerdì stiamo organizzando e tutto il paese ovviamente sarà in festa, ma direi tutta l'Italia perché è veramente la medaglia che regaliamo a tutto il paese. Questa, guardate la festa, la missione compiuta per l'Italia che ha vinto la medaglia d'oro. Sentiamo un commento, commenti a caldo. Cosa pensa di questa vittoria? Felicissimo, felicissimo che è tornato un oro a Cortina dopo quello di Monti. Signor Paes, Zerdini. Esatto, eccetera, eccetera. Felicissimo, dai.